ricevere spesso siamo indotti invece a mangiare anche cose che riteniamo sane, che potrebbero essere appunto le famose frutta e verdura, ma che sono molto povere di sali minerali e di vitamine, magari hanno giusto la fibra e il sapore, perché vengono dall'altra parte del mondo e col trasporto hanno perso le loro caratteristiche nutrizionali. Quindi invece è importante cercare di alimentarsi in maniera varia e corretta, diciamo, secondo quelli che sono i cicli naturali. Però vi volevo fare una piccola celebrazione dell'8 marzo, prendendo spunto anche dal discorso nutrizionale, quindi la salute, però volevo fare anche un discorso sulla donna socialmente, perché io credo che anche l'alimentazione, la scelta dell'alimentazione sia dovuta non soltanto a una scelta di tipo biologico, scientifico e particolare, ma anche alla situazione sociale in cui la donna è vissuta anche nel tempo. Ora ha detto la nostra amica che prima sembrava che uno stesse meglio, probabilmente perché c'erano anche delle condizioni sociali di un certo tipo, e quindi per esempio il comprare, come si è detto ultimamente, la frutta, la verdura di tutti i tipi in qualsiasi periodo forse non era possibile, perché non c'era questa possibilità. E poi bisogna anche valutare la donna nell'ambito della famiglia, qual era il suo ruolo e quindi quanto veniva considerata all'interno della famiglia anche dal punto di vista dell'alimentazione. Piccolo esempio così per farmi capire per quello che voglio dire. Certamente in una società contadina in cui c'erano tanti figli maschi che dovevano andare a lavorare nelle campi, dovevano fare certamente dovevano mangiare molto di più di quanto non dovevano mangiare le donne che erano della famiglia, che quindi mangiavano un pochino meno, mangiavano anche quello che poteva rimanere, perché c'era questa predisposizione giustamente per la società che era del tempo e quindi per i bisogni che ci potevano essere. Poi per esempio il discorso del non mangiare, della magrezza, fare anche oggigiorno ci sono questi fattori di modelli di donna sbagliati, e quindi siccome domani è proprio la giornata delle donne, tutti gli anni e sempre si dice questa cosa, dei modelli anche della pubblicità, della televisione, di questi modelli sbagliati. E probabilmente prima la magrezza c'era lo stesso, non intanto. Io per esempio mi ricordo mia ragazza, quando io facevo delle cose, ho fatto delle cose di tipo psicologico perché sono una psicologa, delle ragazze che non mangiavano perché in famiglia erano tanti figli e qualcuno si sentiva in colpa a levare qualche cosa da mangiare agli altri fratelli e quindi mangiava poco e diventava, sì, c'era anche questa problematica. Cioè i fattori psicologici, i fattori sociali, i fattori di approccio nella realtà in cui una persona vive, quindi c'è appunto da fare questa, secondo me è giusto, questo valutare un'alimentazione personalizzata e quindi guardare tutti i fattori di tipo genetico ma anche di tipo psicosociale della persona per capire il perché sono successe certe cose, quali sono stati i fattori scatenanti, quali possono essere stati anche dei traumi, delle cose che sono. Quindi questo per ricordarsi le problematiche grandissime che ci hanno avuto le donne e che hanno le donne. Anche oggigiorno le donne sembra che siano più emancipate, che abbiano acquisito degli spazi, abbiano acquisito dei poteri, tra virgolette, cosa che invece magari non è vero del tutto. Le donne sicuramente nella società moderna hanno acquistato e hanno acquisito molti più stress di quanti non avevano prima.